Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, buon weekend e oggi siamo qui per commentare questa divertentissima partita presa dal PogChamp. Non so se, se si pronuncia così, non so se state seguendo, ma c'è questo su chess.com, si sta svolgendo questo torneo tra personaggi famosi che sono appassionati anche di scacchi e oggi andiamo a commentare la partita giocata tra Andrea De Logu contro Marcello Ascani, conduttrice televisiva versus youtuber barra imprenditore. Andiamo. E4 per Andrea, Marcello giustamente risponde con la canonica E4 E5. Alfiere di 3. Adesso andiamo a commentare, magari diamo anche dei consigli, chissà mai che questi personaggi vedranno il video, magari potranno anche prendere spunto da questa mossa. Alfiere di 3 non è una mossa buona, perché i pedoni centrali, e parliamo in particolar modo dei pedoni E e D, devono essere sempre spinti, quando è possibile ovviamente, e andando a mettere l'alfiere in D3 blocchi la spinta di questo pedone e ovviamente anche la possibilità di uscire con l'altro alfiere. Alfiere C5 per Marcello invece è più precisa, esce fuori l'alfiere e l'alfiere punta già contro una casella sensibile dello schieramento avversario. Cavallo F3. Mossa molto buona, l'idea, nei principi, diciamo tra le strategie di base degli scacchi, la regola principale, che poi non è così facile da ricordare sempre, è tutti i pezzi, e per tutti i pezzi intendiamo tutti tranne il re, dovrebbero cercare di andare in avanti. Se tu questi pezzi li lasci indietro è come giocare con una parte di esercito. Solitamente diciamo il principiante che ha appena imparato le regole gli piacciono i pedoni anche perché sono facili da muovere, sono facili da ricordare e spinge tutti i pedoni lasciando l'esercito più importante a casa. Quindi invece questo esercito deve essere portato in gioco ed è quello che sta facendo Andrea. Ottima mossa. Pedone F6, piccolo errore, imprecisione, chiamiamola così, da parte di Marcello che spinge un pedone, tra l'altro un pedone molto sensibile. Questi pedoni dovrebbero tendenzialmente non essere mai mossi, poi è chiaro che bisogna sempre catapultarsi in ogni singola posizione, ma se questi pedoni non si muovono mai è molto meglio, anche perché sono i famosi pedoni dell'arrocco. E infatti Andrea gioca arrocco. Ottimo, la posizione del bianco ora è abbastanza solida. Purtroppo Marcello, dopo aver giocato il pedone F6, non può mettere il cavallo qui. Ti ricordo che i cavalli stanno sempre bene all'interno ed è la loro posizione dove dovrebbero andare. Per via di questa spinta di pedone ora si ritrova a mettere il cavallo al lato scacchiera. E noi sappiamo che c'è il famoso detto cavallo di lato, cavallo malato. Cerchiamo di non mettere mai, ragazzi, i cavalli a bordo scacchiera. Cavallo C3, sviluppo di altro pezzo, e qui si vede proprio la classe. Arrocco corto, e qui è vero che anche Marcello ha fatto l'arrocco, quindi le strategie di base di scacchi sono metti a sicuro il re il prima possibile, però purtroppo dopo questa spinta, ripeto, questi pedoni non andrebbero mai mossi, l'arrocco non è più così sicuro, perché basterebbe un alfiere C4 per dare scacco e iniziare a creare magari qualche problema. Infatti arriva subito alfiere C4 scacco, il re va nell'angolino. Ora forse il re che è nell'angolino, ora è sicuramente più al riparo rispetto a prima. Segue cavallo D5, una mossa, è vero, di attacco, si va avanti, ma è anche vero che ora, prima di progettare degli attacchi, anche perché non è ancora ben chiaro dove si può attaccare, perché il cavallo da qui, ok, se mangio C7 arriva la regina, qui vengo mangiato più volte, qui vengo mangiato più volte, in realtà questo cavallo fa paura ma non è offensivo veramente. Qui il mio consiglio era ancora una volta quello di completare lo sviluppo, quindi tirare via questo pezzo, questo pezzo, questo pezzo, questo pezzo e cercare di mandarli in gioco, non mandare in gioco pezzi che io ho già portato in gioco, ok? Questo è sempre per seguire le strategie di base. Cavallo D5, C6 per scacciare questo cavallo. E ora viene giocata la mossa D4. Ora, la regola che io consiglio sempre appunto a chi ha iniziato da poco a giocare a scacchi è la semplicità. In genere anche nella vita la semplicità ripaga sempre. E qui io dico, ho mosso il cavallo qua. Il mio avversario gioca C6 per minacciarmi il cavallo. La cosa più spontanea che mi viene e più semplice è scappo col cavallo, piuttosto me ne ritorno a casa, mi ritorno dove ero prima.
ma andare a complicare il gioco con D4, che cos'è? Perché questa mossa? Perché il nero vuole catturare il cavallo, il bianco vuole catturare l'alfiere, è vero, però quando noi complichiamo aumentiamo le possibilità di aver calcolato male, e dato che non siamo dei computer e magari non siamo neanche dei giocatori esperti, questa possibilità può succedere. La partita continua con alfiere per D4. Forse il nero aveva la possibilità di guadagnare un pezzo, guarda, catturava il cavallo, il bianco catturava l'alfiere e alla fine catturava l'alfiere. E se contiamo i pezzi, abbiamo 2 cavalli e un alfiere contro un cavallo e un alfiere. Il nero sarebbe andato in vantaggio di un pezzo. Ma invece la partita è andata in questo modo. Marcello preferisce catturare questo pedone centrale con l'alfiere. Cavallo in H4. Attenzione che il bianco ora gioca in modo aggressivo, tiene il pedone, il cavallo in presa, e questo sarebbe da evitare possibilmente. B5, viene attaccato un altro pezzo. Marcello ormai ha sete di vendetta, vuole catturare questi pezzi. Alfiere 2, ritirata. Giustamente a scacchi si può fare una sola mossa, quindi puoi ritirare l'alfiere, ma probabilmente non puoi salvare anche il cavallo. Vediamo come va la partita. Alfiere 2, cavallo in A6. Marcello si è probabilmente dimenticato della possibilità di catturare questo cavallo e ora segue cavallo per F6. Sacrificio di cavallo per cercare di creare qualche complicazione. In realtà l'idea è molto carina. L'idea è: catturo qui, così se tu mi catturi con il pedone io ti mangio il cavallo. E questa è un'idea molto raffinata. Il problema è: noi dobbiamo calcolare tutte le varie possibilità, non dobbiamo calcolare la possibilità che conviene a noi. Se io mangio di pedone, poi gli mangio il cavallo, va bene? E se lui mangia di torre? Ok, non posso più mangiare il cavallo perché il cavallo è tenuto. E se mangia di regina? Ok, non posso più mangiare il cavallo perché il cavallo è tenuto. Quindi prendiamo in considerazione sempre tutte le possibilità e non solo quelle che convengono a noi. Comunque sia, la partita continua con cavallo per F6, G per F6 e ora veramente si può catturare questo. La partita, vuoi sapere come prosegue? Alfiere in H5. Andrea si fa sfuggire questa possibilità ghiotta. Chissà se il cavallo rimarrà lì ancora a lungo. F5, il cavallo rimane assolutamente ancora lì. E per F5 il cavallo rimane ancora in presa per qualche mossa. E adesso questa torre minaccia l'alfiere che momentaneamente è tenuto dalla regina. G3, il cavallo rimane ancora in presa per qualche mossa. Torre per H5, attenzione, torre per H5, questo alfiere non si poteva catturare perché era tenuto dalla donna. Cavallo F5, cavallo F5, attenzione, arriva il doppio attacco su questo cavallo che però ora può decidere di attaccare. Torre per F5 per Marcello, alfiere per H6. La situazione è critica perché il nero ora sta meglio, ok, ha un alfiere che poverino non riesce ad entrare in gioco, una torre che non riesce a entrare in gioco, un cavallo a bordo scacchiera che sarebbe meglio evitare, ma abbiamo un alfiere attivo e in una zona centrale della scacchiera una torre molto attiva e una regina che può attivarsi nel giro di pochissime mosse. Vantaggio decisivo per il nero e ora arriva alfiere cattura pedone. Marcello cerca di mangiare più pezzi possibili. Donna G4, attenzione, qui succede un errore tipico che succede un po' a tutti i livelli. Andrea gioca donna G4. Marcello dice: beh, donna G4 è per minacciarmi la torre. Quindi io, anziché spostare la torre, gli mangio la sua di torre. Così se lui mi mangia la torre andiamo in parità. Purtroppo donna G4 aveva anche la possibilità di andare in G7 e dare scacco matto. Questo succede a tutti i livelli, quando noi vediamo una mossa dell'avversario e diamo una sola spiegazione a questa mossa, cioè di catturare la torre, ma in realtà questa mossa ha 2 motivazioni: catturo la torre e do matto. Capita spesso che sbagliamo, noi vediamo la prima motivazione, l'ha andato lì perché vuole catturarmi la torre, e poi arriva il mega matto in G7. Bella partita, simpatica, ricca di errori ovviamente da entrambe le parti, però è stata comunque interessante, e qui ovviamente abbiamo visto
questo attacco di donna sostenuto dall'alfiere. Ovviamente la regina non si può catturare, poiché il re poi sarebbe stato catturato dall'alfiere. Noi sappiamo che nelle regole degli scacchi il re non può morire, quindi proprio è una mossa che non si può fare questa, la partita è finita, si dice per scaccomato. Quindi una regina sostenuta da un pezzo, prende il nome di batteria in gergo tecnico, scaccomato, finita. Bene, se ci saranno altre partite interessanti le andremo sicuramente a commentare. Ciao!